Buonasera e ben trovati qui al Dorando Petri, amici dell'Hockey Pista, per la 13ª giornata in cui i ragazzi di Mirko Bertolucci della Pumas Ancora affronteranno il Salerno, una Pumas pimpante reduce da una partita importante in quel di Camaiore, in cui ha battuto i cugini del Camaiore per 5-2. Molta soddisfazione in casa Pumas. Passiamo ora alle formazioni. Io sono Paolo Lazzarini, alla regia Luis Carrieri. Le formazioni vedono la Pumas con Thomas Mechini, Filippo Cardelli, Matteo Marchetti, Simone Bigatti, Oscar Alberto Mora Paceco, Giovanni Pesavento, Nicola Spezzini, Francesco Carrieri, Giuseppe Olivieri, Gabriel Daltorione, allenatore Mirko Bertolucci. Per il Roller Salerno, Juanito Marrazzo, Andrea Barone, Daniele Esposito, Giuseppe Giudice, Samuele Ferrari, Giorgio Giudice, Juan Cruz Fontana Alfani, Gianmarco Durante, Giancarlo Melillo, allenatore Massimo Giudice. Arbitro della serata, lo ricordiamo, il signor Gadaleta di Giovinazzo. Di Molfetta, scusate, specifichiamo. E appunto dicevamo, una Pumas reduce da una partita che ha dato grande soddisfazione dal punto di vista sia del risultato che del gioco espresso in pista, con un avversario del Camaiore mai praticamente in partita, è tutto sotto controllo. Il Roller Salerno invece ha rimediato una vittoria per 3-1 contro il Follonica nella 12ª giornata. Cogliamo anche l'occasione a questo punto, anzi no, procediamo quindi con la telecronica. Passiamo ora alla classifica alla 12ª giornata. Ok, che vede al primo posto il Castiglione, che ha già disputato la sua partita con 30 punti. Al secondo posto la Pumas Ancora con 25, in terza posizione la Rotellistica Camaiore con 24, seguita sempre a 24 punti ma per la statistica avulsa in quarta posizione dal Roller Matera. In quinta posizione l'Hockey Sarzana, poi con 18 punti, in sesta posizione il Viareggio Hockey con 10 punti, in settima il Roller Salerno con 9 punti, in ottava lo Startit Prato con 6 punti e fanalino di coda l'Hockey Follonica con soli 3 punti. Attendiamo intanto ancora l'ingresso dei giocatori in pista. Quest'oggi ci siamo collegati un po' in anticipo, intanto scorgiamo uscire dagli spogliatoi i ragazzi guidati dall'arbitro Gadaleta. Ecco che fanno ingresso i ragazzi della Pumas. Con uno striscione su cui è effigiata la scritta Forza Oscar. La società Pumas Ancora si stringe intorno alla società dell'Hockey Cubelles, il cui responsabile del settore giovanile, Oscar Masia, è stato ricoverato in condizioni un po' serie, ma la società augura una pronta guarigione ad Oscar Masia, un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua patologia. Speriamo di rivederlo poi presto a bordo pista. In quella società per questa stagione milita tra l'altro nel settore giovanile la figlia di Mirko Bertolucci, Bianca Bertolucci, e quindi c'è questo gesto di solidarietà della Pumas Ancora a favore degli amici del Cubelles. Forza Oscar, ritorna al più presto fra noi in pista. E dopo aver augurato a Oscar Masia una pronta guarigione, si può procedere con questa Pumas Ancora Roller Salerno. Intanto fanno ingresso gli avversari.
L'arbitro convoca i quintetti starting five a rimanere in pista. Tanto si prova la pallina. Intanto si prova il rimbalzo delle rispettive sfere. È stata scelta dal capitano del Salerno Esposito la pallina. Quindi tutti al centropista per questo primo tempo e i saluti di rito. Ci si aspetta dunque una gara all'altezza di quella disputata nelle ultime giornate da parte dei ragazzi di Mirko Bertolucci, che sembrano in questo rush finale aver trovato la forma migliore. Vedremo se questa sera si confermeranno su quei livelli. Tutto pronto dunque, pallina al centro. La Royal Salerno schiera Marrazzo in porta, Giudice Giuseppe, Giorgio Giudice, Fontana Alfani e Esposito. Attendiamo intanto lo starting five che schiererà Mirko Bertolucci. Le ultime indicazioni da parte del tecnico viareggino. Da ricordare anche un'altra importante notizia in casa Pumas: è stato concesso in uso ventennale per 25 anni, mi correggo, la pista a Torre del Lago, un traguardo importante. Ora si potrà cominciare con i lavori e avere una casa tutta nostra, un iter veramente lunghissimo che è costato tante manovre burocratiche. Speriamo di riuscire a ultimare la pista al più presto, ha detto Mirko Bertolucci. Lo merita questa società e tutti i ragazzi che hanno dato fiducia a questo progetto ormai in ballo da qualche anno. Per la Pumas dunque Carrieri, Pezzini, Olivieri, il solito Thomas Mechini in porta e in regia Marchetti. Tutto pronto dunque, Fontana Alfani sulla battuta. Ecco, Giudice scambia con Fontana Alfani che era in taglio. Poi Esposito. Ancora il fratello. Si tratta di Giuseppe Giudice. Giuseppe è il numero 7 e Giorgio il numero 67. Tanto è schierato a quadrato e il Salerno, un modulo difensivo a cui ci ha abituato in questi ultimi anni. Ci sarà dunque da attaccare la zona. Pezzini incrocia con Marchetti, molto chiusa la difesa, poche soluzioni. Olivieri intanto si fa trovare, scambia ancora con Marchetti nella propria metà pista, sfrutta il blocco Marchetti, poi sta affilata radoterra insidiosa nonostante fosse debole. Marrazzo si è trovato la pallina sui gambali. Marchetti in profondità per Olivieri, ancora Marchetti. Pezzini porta il blocco come prima, poi sta affilata, pallina che rimbalza, toccata da Marrazzo, quindi si ripartirà con i 45 secondi. Carrieri, Marchetti, Pezzini, ancora Rombo, la difesa del Salerno. Olivieri porta il blocco Marchetti, lo sfrutta Pezzini, sinvola sulla sinistra in profondità per Carrieri, cerca il filtrante, Carrieri, la pallina è deviata, spazza via la pallina Giuseppe Giudice.
a favore di Giorgio, che però la perde a favore della Pumas. Tanto Carrieri riceve l'apertura, poi Marchetti nella propria metà pista, Pezzini pressato da Fontana Alfani, ancora Carrieri per Marchetti, Pezzini risale, poi in profondità per Olivieri, alza la testa Olivieri, non c'è il compagno libero, va a girare dentro la porta, appoggia Carrieri, Marchetti, Carrieri, ancora Marchetti, staffilata, deviata, debole, Fontana Alfani sulla pallina, imperioso, imposta per i suoi, apre per Giudice, per Giorgio Giudice, pressato da Marchetti che poi si impossessa della pallina. Olivieri, Marchetti, si sta il tiro, perde l'attimo, tiro sporcato da un intervento provvidenziale di Fontana Alfani a rimorchio. Ancora Fontana Alfani per Giorgio Giudice che subisce fallo. È il primo fallo della Pumas a quasi 3 minuti dall'inizio del match. Giorgio ancora scambia con il fratello Giuseppe nella propria metà pista e passano i 5 secondi a detta dell'arbitro Gadaleta, sarà rimessa di seconda per la Pumas. Pezzini, Marchetti in profondità per Olivieri, Olivieri di sponda ma prende l'arbitro, continua dunque l'azione con Marchetti che riceve il blocco, lo sfrutta, sta affilata dalla distanza, risponde Marrazzo che sembrava ignaro di questo tiro, gli ha un po' sbattuto addosso, tanto Olivieri si impossessa e in girata conclude tiro centrale, risponde Marrazzo. Esposito intanto si invola sulla sinistra e commette fallo a detta dell'arbitro Gandaletta su Pezzini, uno strattone. Pezzini per Carrieri, ancora Pezzini, Marchetti sulla destra, in profondità per Olivieri, poi ancora Marchetti nella propria metà pista, sfrutta il blocco, sta affiliata dalla distanza, pallina che va alta al di sopra dell'1,50, sarà rimessa di seconda per il Salerno. Giorgio Giudice sulla battuta, pronto alla ricezione Fontana Alfani. Ecco Fontana Alfani che lancia questa, sta affiliata dalla distanza disposta da Mecchini, poi tiro deviato di Giudice, Marchetti, Pezzini, Carrieri non aggancia, poi cerca di recuperare, subisce una steccata sulla propria stecca, è il secondo fallo ospite ad un fallo la Pumas. 20 minuti e 50 secondi alla fine della prima metà. Olivieri serve dal retroporta Carrieri, poi Pezzini sfrutta il blocco, poi cerca lo scarico ma capisce tutto Esposito che poi perde pallina per la fortuna della Pumas. Marchetti, diagonale, risponde Marrazzo, difficile la parata dell'estremo difensore del Salerno. Ecco un primo tiro importante a 5 minuti dall'inizio del match da parte della Pumas. La partita è un po' sterile sin qui, complice anche il rombo di Giudice che poco ha concesso sin qua ai ragazzi della Pumas. Tanto perde la pallina Carrieri, Fontana Alfani la copre con il corpo, poi si invola sulla sinistra, filtrante a favore di Giorgio Giudice che manca l'aggancio, poi Marchetti, diagonale di Marchetti, risponde Marrazzo, ancora Carrieri, Pezzini, si riparte dunque con Marchetti che imposta per i suoi, serve Pezzini a centropista, poi Carrieri sulla sinistra, ancora Pezzini, cambia tutto per Marchetti sulla destra, Olivieri in profondità, poi Marchetti sfrutta il blocco, c'è la possibilità di un passaggio ma poi prosegue, va nella riuscita del retroporta e poi tiro di prima intenzione da parte di
Carrieri insidiosissimo, devia la pallina con il casco Marrazzo. Buona la combinazione con questo assist da retroporta di Marchetti per la conclusione, la posizione privilegiata di Carrieri. Occasionissima per la Pumas. A 19 minuti e 16 secondi dalla fine della prima metà. Olivieri sulla battuta. Carrieri. Retropassaggio per Pezzini nella propria metà pista che cambia tutto sulla destra per Marchetti. Olivieri in profondità, alza la testa, serve nel retroporta Carrieri che ne esce, serve a sua volta Pezzini, sta affilata dalla distanza di molto al lato. Recupera Giuseppe Giudice a favore di Fontana Alfani, poi lancio di sponda per Fontana Alfani per Giorgio Giudice, pressato da Pezzini. Ancora il filtrante di Giudice a favore di Esposito che si impossessa della pallina. Poi serve di sponda Giuseppe Giudice, sta affilata dalla distanza, deviata da Giorgio, dal fratello Giorgio. Subisce la pressione di Marchetti, Giorgio Giudice, poi porta a spasso la difesa della Pumas nel retroporta, si accentra, retropassaggio per Esposito che cambia tutto per Giuseppe Giudice, sta affilata alla scadenza dei 40 secondi, 45 secondi, nessun problema per Mechini, la palla era fuori dallo specchio. Olivieri intanto azione personale, tiro deviato. Carrieri, retropassaggio per Pezzini, sulla sinistra siamo, Pezzini si accentra e scarica per Marchetti. Poi in profondità per Olivieri, alza la testa Olivieri, serve nel retroporta Carrieri che si esegue questo retropassaggio per Pezzini ed ora Marchetti in possesso della pallina, sfrutta il blocco, sta affilata dalla distanza, risponde Marrazzo, il tiro era centrale, è difficile l'attacco alla zona, i tiri sono un po' telefonati e la difesa molto chiusa. Intanto Fontana Alfani gestisce la pallina all'angolo, gioca a una mano come suo solito proteggendo la pallina per il corpo, poi lascia la pallina in retroporta a Giuseppe Giudice, poi c'è una steccata da parte del roller. Olivieri, Marchetti sfrutta il blocco, scarica per Carrieri, non ci sono soluzioni, quindi ancora Marchetti, ancora Carrieri, cerca la penetrazione, lo scarico e piedi a papera e tiro raso terra insidioso di Pezzini su questo assist al bacio di Carrieri che ha bucato la difesa del roller. E questo è il gioco che serve per bucare la zona, rapidi ribaltamenti di fronte di prima intenzione. Pezzini, scivola Pezzini e poi commette gioco da terra a detta dell'arbitro. Fontana Alfani chiede la chiara occasione da gol, ma c'erano comunque ancora giocatori della Puma schierati, quindi Gadaleta decide per non concedere la chiara occasione da gol. Giudice Giuseppe in profondità per Esposito, pressato all'angolo da Pezzini, scivola Esposito, Pezzini si impossessa della pallina e riparte per i suoi, apre per Olivieri che aggancia magistralmente la pallina, la consegna poi a Carrieri, poi ancora Pezzini, Marchetti sulla destra, in profondità per Olivieri, poi serve nel retroporta Carrieri, ancora Pezzini, Marchetti sulla destra, porta il blocco, Pezzini lo sfrutta, Marchetti, penetrazione di Carrieri che non trova soluzioni, poi Marchetti, Pezzini, ancora Marchetti, Pezzini, sta affilata dalla distanza, deviata da Esposito, poi scorre ancora il tempo e si impossessa della pallina Esposito,
apre per Fontana Alfani che perde l'attimo, poi Marchetti per Pezzini, ancora Marchetti, ha il Pertugio, tira, pallina deviata, poi Carrieri sulla pallina con Falco, la recupera a favore di Pezzini. Cambio, entra Oscar Mora, esce Pezzini, il cileno della Pumas. Mora, Marchetti sulla destra, Olivieri alza la testa, guarda se ci sta il filtrante, serve Carrieri nel retroporta, poi ancora Mora sulla sponda sinistra, finta, sfrutta il blocco, lascia la pallina a Carrieri che cerca di servire con un accompagnato a centro area Olivieri, peccato, è sfumata questa azione, intelligente la soluzione di Carrieri. Bisogna andare al tiro, anzi no, è ripartito il cronometro per il contatto con il portiere. Mora sfrutta il blocco, finta di tiro, poi ancora Mora sulla sponda sinistra stavolta, cambia tutto per Marchetti sulla destra, è molto chiusa la difesa del Roller, tanto devia questa pallina Fontana Alfani, alta e chiusa, poi Olivieri, azione personale, tiro deviato, poi in seconda istanza impegna con un rasoterra a una parata col guantone Marrazzo, tiro insidioso non banale di Olivieri, tanto Giorgio Giudice, forcing alla balaustra, cerca di uscire nel retroporta, serve Fontana Alfani che ancora cerca con un filtrante Giuseppe Giudice, intuisce tutto Mora, appoggia a Marchetti, tiro di Marchetti, poi cicca la pallina e c'è questo fallo per invasione dell'area del portiere da parte di Olivieri, quindi sarà rimessa di seconda per il Roller. (13 minuti e 39 secondi alla fine del match, partita non ricca di occasioni da gol, anche se qualche tiro insidioso, almeno 3 tiri insidiosi nello specchio ci sono stati, soprattutto per la Pumas, e questo sì è il gioco che si sviluppa di consueto con l'attacco alla zona. Saranno necessari rapidi ribaltamenti di fronte giocati di prima per riuscire a trovare il Pertugio. (13 minuti e 39 secondi alla fine del primo tempo), situazione falli abbastanza tranquilla, un fallo la Pumas, a 2 falli il Roller Salerno, risultato ancora fermo sullo 0-0 e Pumas che fatica un po' a trovare la via del gol nonostante la supremazia territoriale di possesso palla. Intanto 2 sostituzioni, Bigatti nelle file della Pumas e poi vedremo nelle file dell'Orel Salerno c'è anche una new entry, appena sarò a favore di visuale con il tanto Giudice perde la pallina a favore di Marchetti, poi Mora. Si tratta di Ferrari con il numero 23, ora riesco a vederlo, il neo entrato del Roller Salerno, Ferrari. Tanto Marchetti nella propria metà pista, tiro dalla distanza, pallina deviata da Giuseppe Giudice, anzi no, forse dal portiere, non sono riuscito a vedere bene, ancora una deviazione. Tanto Fontana Alfani sulla battuta, arbitro che indica l'esatto punto di infrazione. Fontana Alfani di sponda in girata, ottimo disimpegno per Giorgio Giudice che poi ritorna nella propria metà pista, cerca un compagno libero e lo trova in Ferrari in profondità che va a girare nel retroporta ma subisce la pressione imperiosa di
Marchetti che lancia in profondità, Bigatti cerca il filtrante a volo, Bigatti, pallina deviata, c'era Mora pronto alla deviazione volante, ora Bigatti, Mora appoggia a Olivieri nel retroporta, poi perde la pallina Olivieri, la recupera Ferrari che lancia i suoi con questo rasoterra di Giudice Giorgio che va di molto al lato. Poi ancora lottano i ragazzi della Pumas contro Ferrari, Olivieri appoggia Marchetti, poi ancora scambia con Bigatti, pronto alla zampata finale ma non aggancia, poi tiro alto di Marchetti che poteva fare qualcosa di più su da quella posizione, non ha preso la porta colpevolmente. 11 minuti e 50 secondi alla fine del match, time out chiesto questa volta da Mirko Bertolucci. Sì, partita comunque non facile, Pumas che fatica a trovare la via del gol contro un avversario, l'abbiamo visto nella classifica elencata poc'anzi, di diverse lunghezze, è terzultimo praticamente, mi sembra di ricordare, il Roller, ma difesa ostica e arcigna da parte dei ragazzi di Giudice. Vedremo se Mirko Bertolucci in questo minuto troverà l'antidoto a questa situazione di stallo. Anche alla luce, situazione di stallo, anche alla luce di una prestazione maiuscola disputata in quel di Camaiore nella 12ª giornata. Fontana Alfani alza la testa come suo solito e cerca il lancio in profondità, poi sbaglia tutto. Becchini appoggia a Mora che riparte per i suoi. Marchetti, Mora sulla destra, ancora Marchetti nella propria metà pista, Mora in profondità per Bigatti, porta il blocco Marchetti, poi sbaglia l'appoggio Mora, ora il neoentrato Pesavento scarica Bigatti, la triangolazione non è andata a buon fine, perde un'occasionissima la Pumas in superiorità numerica. Fontana Alfani lotta alla balaustra, non aggancia, poi ancora Giudice, Giorgio Giudice decide di ragionare per i suoi, appoggia il fratello Giuseppe nella propria metà pista, di sponda per Ferrari, Ferrari subisce la pressione di Pesavento, sbaglia il passaggio, Ferrari recupera Marchetti, Bigatti cerca il filtrante Bigatti ma intuisce tutto Giudice, ancora Giudice in percussione, perde l'ultima zampata per le fortune di Thomas Becchini che riesce a respingere la pallina. Tanto c'è ancora qualcosa da registrare nel fine della Pumas, ha chiesto il secondo time out consecutivo a Mirko Bertolucci. Probabilmente non sono state recepite le direttive date poc'anzi, bisogna aggiustare qualcosa. Bigatti in profondità, ancora Mora, sta affilata la distanza, risponde Marrazzo, violentissimo il tiro di Mora, ma centrale. Marchetti sulla destra, in profondità per Bigatti, Bigatti risale con questo passaggio verso Marchetti, poi blocco di Mora e tiro di Marchetti, respinge Marrazzo, riparte Giudice sulla sinistra, Giuseppe, poi è abbastanza strana questa decisione, ci sta che il contatto con la stecca ci sia stato, benché del tutto casuale, sempre che ci sia stato, e sarà una punizione diretta dunque per aggancio a favore del Roller Matera.
chiede calma e precisione nei passaggi Mirko Bertolucci, cosa che è mancata in questi ultimi minuti. Chiede di ragionare e precisione nei passaggi. E la sirena invita tutti i giocatori a tornare in pista con una doccia fredda, perché Thomas McKinney dovrà cercare a tutti i costi di neutralizzare la prima occasionissima per il Royal Salerno sulla stecca di Fontana Alfani, che ha dotato di un buon tiro dalla distanza. Vedremo se deciderà per un tiro di prima intenzione o forse un avanzamento e tiro rapido più probabile. Avanza, finta di tiro, anzi avanza ancora Fontana Alfani, poi risponde con il casco Thomas McKinney ad un tiro comunque centrale, quindi è inferiorità numerica per la Pumas. Dovrà cercare di passare indenne questo power play la Pumas di Mirko Bertolucci. Marchetti, Pesavento, Bigatti gestisce la pallina a metà pista, ancora Pesavento, la porta e si accentra, poi aveva il tiro, ha deciso di servire inspiegabilmente nel retroporta il compagno. Si dispera Mirko Bertolucci perché aveva l'occasione di andare a rete ed ha inspiegabilmente girato intorno alla porta. Pesavento, tanto Giudice cincisca con la pallina, subisce la pressione di Pesavento, ancora Giorgio Giudice gestisce la pallina, poi serve Giuseppe in posizione centrale, poi Fontana Alfani che risale, scarica per Ferrari, sta affidata diagonale di Ferrari respinta con i gambali da McKinney. Ottima la conclusione, altrettanto ottima la risposta. Ancora Fontana Alfani in posizione centrale, sta affidata a distanza da molto al lato, recupera Giorgio Giudice, Ferrari ancora in posizione bassa, sfrutta il blocco Giudice, recupera la pallina Pesavento, guardiamo se tentato il tiro insidiosissimo, risposta con i gambali alla bene e meglio da Marrazzo, preso in controtempo, quindi occasionissima in power, con un power play a sfavore la Pumas. Sarà una rimessa a 2 per la contesa alla balaustra. Una inferiorità numerica ben disputata con diverse occasioni, la prima sfumata a causa di una rinuncia al tiro da parte di Pesavento, la seconda invece con un'azione personale della stessa Pesavento che ha impagnato una difficile parata all'estremo difensore Marrazzo. È viva la Pumas anche in questa situazione di svantaggio. Marchetti e Fontana Alfani su questo ingaggio, e esce vincitore dall'ingaggio la Pumas, in possesso della pallina Pesavento che serve a centro area Marchetti che non trova lo specchio, tutto bene, gancio, ma la zampata finale non riesce a battere Marrazzo. Sembrava un gol fatto, c'era una tana decisamente importante. Intanto questo tiro respinto da Thomas McKinney, tiro di Fontana Alfani. Giorgio Giudice perde la pallina a favore di Marchetti, Bigatti intanto sulla sinistra in profondità per Carrieri, ne è entrato, risale Carrieri, serve Marchetti dalla parte opposta, poi sulla sinistra ancora Carrieri, Marchetti, Pesavento in profondità per Bigatti, ancora Pesavento, sfrutta il blocco Pesavento scaricando poi per Marchetti, per Carrieri anzi scusate, poi Marchetti, Bigatti, porta il blocco Pesavento, tiro alla distanza di Bigatti, di Marchetti anzi deviato, e siamo
Riparte quindi il cronometro a favore del possesso palla del Roller. Giuseppe Giudice, perdono i 10 secondi utili per uscire dalla propria metà pista i ragazzi del Roller. 6 minuti e 50 secondi alla fine della prima metà, ancora partita ferma sullo 0-0, si fatica a trovare la via del gol, anche se si è presentata pericolosamente dalla corte di Marrazzo in diverse occasioni la Pumas in questi ultimi minuti. È mancato il tiro nello specchio. Pesavento sfrutta il blocco, scarica a Carrieri, blocco giudicato in movimento, ha ragione dall'arbitro Gadaleta, bisogna fare più attenzione. Chiede il rispetto della distanza il direttore di gara. Giuseppe Giudice si invola sulla destra, poi cerca un filtrante, non riesce, si impossessa della palla Marchetti, testa a testa di Marchetti con Fontana Alfani e c'è una stretta Galeotta che impedisce di controllare e dare la zampata finale a Marchetti ed è giudicata rigore, appunto, perché è avvenuta dentro l'area. Quindi c'è un'azione fallosa di disturbo sull'esecuzione del tiro e dunque rigore. Si sistema l'attrezzatura intanto Marrazzo, occasionissima ora per sulla stecca di Oscar Mora, importante per cercare di sbloccare un po' questo match sin qua avaro di occasioni da gol. Tanto a mezza altezza il tiro di Mora, respinge Marrazzo, poi cincischia con la pallina Mora e sfuma l'occasione del possibile vantaggio per la Pumas. Giudice intanto sulla destra, va in forcing, pressato da Pesavento, poi c'è il raddoppio, recupera la pallina Carrieri, se la porta sulla balaustra destra, poi si ferma, decide di ragionare, alza la testa e serve dalla parte opposta Mora, poi il retropassaggio di Mora per Marchetti nella propria metà pista, si prosegue con Pesavento sulla destra che serve in profondità Carrieri, forcing di Carrieri accompagnato, bellissima l'azione, palla accarezzata e tiro accompagnato che impegna una non facile parata Marrazzo. Tanto Marchetti, Pesavento in profondità per Carrieri, ancora Pesavento nella propria metà pista, sfrutta il blocco, scarica per Mora in profondità all'angolo sulla sinistra, poi ancora Pesavento che cambia tutto per Marchetti sulla destra, Carrieri, Marchetti, staffilata di Marchetti sulla ribattuta Mora, Marchetti ancora sulla destra, 8 secondi alla fine del possesso, bisogna andare a concludere, Marchetti temporeggia, sbaglia il diagonale, ingenuità, Fontana Alfani per Ferrari che tira a una mano in girata ma interdice questo debole tiro, ma insidioso Thomas Mechini, provvidenziale, ingenuità del disimpegno da parte di Marchetti con questo diagonale Galeotto che ha propiziato l'occasione del potenziale 1-0, ma Thomas Mechini si è superato allungando il braccio. Oscar Mora si accentra, sfrutta il blocco e lamenta una trattenuta l'arbitro. Questa volta sembrava fermo, sembrava nel proprio cono e fermo Pesavento. Severa la decisione dell'arbitro Gadaleta. Pesavento di sponda per Bigatti di prima intenzione per il taglio di Carrieri, ma intuisce tutto Giudice, recupera poi Mora, Carrieri a tu per tu e serve
in posizione centrale ed invitante Bigatti, il quale perde l'attimo per la conclusione. Tanto Ferrari non aggancia il passaggio di Fontana Alfani. Mora, Carrieri, intanto ne è entrato Pezzini al posto di Pesavento. Bigatti, Pezzini, Mora, si alza Pezzini, scarica poi per Carrieri, poi forcing personale di Mora, filtrante a favore di Carrieri, serie di finte di Carrieri, accompagnato, si impossessa della pallina Bigatti che si gira ma il tiro è debole. È stregata questa porta salernitana. Tanto Pezzini si accentra, scarica per Carrieri sulla sinistra, ancora Pezzini nella propria metà pista, Mora sulla destra, sale, poi scarica sopra il blocco su Pezzini. Si chiede precisione nei passaggi, soprattutto in queste situazioni che sono di superiorità. Dopo aver portato il blocco è opportuno passarla bene. Poi Carrieri scarico per il tiro rasoterra di Pezzini che ha deviato, Giudice per Ferrari, ancora Giudice, il dai e vai, tiro di Giudice, risponde Thomas Mechini e poi ancora il fratello conclude in seconda istanza e si fa trovare prontissimo ancora Mechini, che si è guadagnato la pagnotta, diciamolo pure, in questi ultimi minuti. Forcing personale di Mora, perde la pallina a favore di Giuseppe Giudice per Ferrari, filtrante di Ferrari deviato da Carrieri che serve in profondità Bigatti. Difficile la via della rete questa sera per i ragazzi della Pumas. Poi Mora, Bigatti di prima intenzione ha colpito male la pallina, riparte Fontana Alfani, serve Ferrari che si invola sulla sinistra e va a girare retroporta, poi sbatte contro la balaustra, interviene Pezzini e si impossessa della pallina. Mamma mia, sbaglia tutto in questa diagonale in cui ha rischiato molto la Pumas. Poi finte di Giudice, diagonale al lato per le fortune della Pumas. Bigatti in forcing personale, interdice ottimamente Fontana Alfani, ancora Bigatti per Pezzini, reimposta dunque l'azione della Pumas con Mora sulla sinistra che cambia tutto sulla destra per Pezzini, poi Bigatti, si alza Pezzini, poi incrocia con Mora che porta il blocco, Carrieri, Pezzini, staffilata violentissima di Mora, deviata, la deviazione è di Bigatti, dice Gadaleta. Poi c'è questa pallina alta al di sopra del 1,50 m da parte di Giudice, clamorosa, non sanzionata da Gadaleta che ha perso l'attimo. Poi trattiene la pallina Giudice contro la balaustra e si sarà rimessa di seconda per la Pumas. Mora, Pezzini, Bigatti, serve dalla parte opposta Carrieri, poi nella propria metà pista Pezzini, Mora sulla destra, finta, sfrutta il blocco, serve Carrieri sulla sinistra, ancora Mora nella propria metà pista, Pezzini sulla destra. Pezzini sfrutta il blocco, serve Mora dopo il blocco, sta affilata la sotterra di Mora sulla ribattuta Bigatti che perde l'attimo e la sirena sancisce la fine di questo primo tempo a porte inviolate, nonostante una superiorità di occasioni da parte della Pumas, ma anche in termini di possesso palla il risultato è fermo sullo 0-0. Si fatica a trovare la via della rete, complice una zona molto serrata da parte dei ragazzi di Massimo Giudice. Ci risentiamo dunque per il proseguo della gara fra 10 minuti per il secondo tempo.
Tutto pronto per il secondo tempo. Pumas ancora Roller Salerno, ancora risultato fermo su 0-0 e Olivieri sulla battuta. La Pumas schiera Olivieri, Cardelli, Marchetti, Carrieri e Mechini. Invece per il Roller Fontana Alfani, Ferrari ed i fratelli Giudice. In porta il solito Marrazzo. Ne è entrato intanto Cardelli al suo primo minuto in pista in questa 12ª giornata. Tanta azione personale di Olivieri che impegna Marrazzo, spazza via la pallina col guantone, l'estremo difensore del Roller. Riparte Giudice, poi Olivieri lo bracca e decide di ragionare, fa possesso alla balaustra, poi subisce fallo a detta dell'arbitro Gadaleta ed è il terzo del Roller. A due falli la Pumas. Cardelli, Olivieri riceve pallina, poi Cardelli cincia con la pallina, poi la recupera, ancora Olivieri sulla destra, va in forcing, cerca di battere Giudice, la pallina va sulla stecca di Carrieri, poi Marchetti, Cardelli sulla sinistra, Marchetti in profondità per Olivieri, ancora Marchetti nella propria metà pista, si accentra, scarica per Olivieri che trova un filtrante per Carrieri, ma va alla conclusione Cardelli, conclusione debole, nessuna difficoltà per Marrazzo. Poi azione in forcing per Giudice che però cade da solo a detta di Gadaleta. Carrieri scarica per Marchetti, Marchetti a centro area per Olivieri, tiro deviato, Fontana Alfani perde la pallina a favore di Olivieri, tiro di Olivieri, respinge Marrazzo. Un po' in barchetta la difesa del Roller, ma non ne ha approfittato la Pumas Ancora. Marchetti, Olivieri aggancia male la pallina, poi cincischia, appoggia Carrieri, ancora Carrieri, esce da retroporta, serve Marchetti dal metà pista, sta affilata. Giorgio Giudice si invola sulla sinistra, va a girare in retroporta, anzi no, si ferma, fa inversione, subisce la pressione di Marchetti, pressione giudicata fallosa dall'arbitro Gadaleta. È il terzo fallo della Pumas, a 4 falli. Il quarto fallo, scusate, della Pumas, a 3 falli il Roller Salerno. Sulla battuta Giorgio Giudice. C'è bisogno di uno spray antidolorifico per l'arbitro che ha rimediato una contusione alla punta del piede, forse con una pallinata. Si approfitta anche per la detersione della pista. All'opera il meccanico Rugani. Saluta Rugani, si prende la scena, nonché gli applausi di uno sparuto gruppo di tifosi. Fontana Alfani, azione personale, perde la pallina, riparte per la Pumas Marchetti, apre per Cardelli, ancora Marchetti dalla parte opposta, perde l'attimo, poi serve Carrieri. Si riparte dunque, tutto da rifare. Marchetti in profondità per Olivieri, poi ancora Marchetti nella metà pista, sfrutta il blocco, serve Olivieri, Olivieri si accentra, perde la pallina, la recupera Marchetti. Olivieri, ancora Olivieri, filtrante per Cardelli che ha il tiro, poi cerca un filtrante per Carrieri e la pallina carambola sulla mano involontariamente di Giudice, se non erro, comunque di un giocatore
del roller, e Gadaleta non ha potuto che sanzionare questa infrazione, benché involontaria, con un tiro di rigore. Un po' sfortunato il roller, ma decisione impeccabile. Sulla battuta Marchetti. Altra occasione per bucare la porta del roller. Sin qua tutte le punizioni di prima tirate da ambo le squadre sono andate fallite. Si aggiusta l'attrezzatura intanto Marrazzo. Marchetti. E colpisce la pallina con il casco, a giudicare dal rumore. Il violentissimo tiro di Marchetti. Pallina colpita con il casco che è andata poi a stamparsi sulla rete. Olivieri. Carrieri, Marchetti. Si fa trovare Olivieri. Ancora Olivieri. Si insinua nelle maglie della difesa, ma subisce l'interdizione di Giuseppe Giudice, che poi subisce fallo a sua volta, che è il quinto fallo di Olivieri all'angolo. Un po' sembrava un po' generoso questo fallo. Giuseppe Giudice, lancio in profondità per Fontana Alfani, che non aggancia la pallina. Poi interviene ancora Giuseppe Giudice, subisce la pressione di Pesavento, anzi di Carrieri, scusate, e lenta nell'uscita della propria difesa la Pumas e perde la pallina con Olivieri. Si lamenta Mirko Bertolucci per questa lentissima uscita dalla propria metà pista. Fontana Alfani alla balaustra destra, fa possesso, come suo solito una mano protegge la pallina con il corpo contro Carrieri e fischia fallo in attacco, giustamente l'arbitro Gadaleta. Olivieri si accentra, tiro di poco alto, forse deviato da Marrazzo. Insidiosa la conclusione di Olivieri. Tanto Giuseppe Giudice sulla destra, raddoppiato da Olivieri. Olivieri, azione personale, pallina sporcata da Giudice, riparte il fratello Giuseppe, perde la pallina a favore di Marchetti, apertura per Carrieri sulla sinistra, Olivieri in profondità, risale Olivieri e cambia tutto per Cardelli. E ingenuamente passano i 5 secondi e antigioco, e quindi rimessa di seconda per il roller Salerno. Entra intanto Esposito al posto di Giuseppe Giudice. Fontana Alfani, giravolta di Fontana Alfani e percussione. Dice di no Olivieri, che si invola sulla sinistra, azione personale interdetta dalla difesa. Poi ancora Marchetti, tiro in girata, un rischio, un quasi rigore non sanzionato da Gadaleta. Ferrari intanto ruba la pallina testa a testa con Mechini, che sporca la pallina fortunatamente per la Pumas di Ferrari. Olivieri in taglio, serve Cardelli, che fa tutto bene meno la conclusione, che è bassa, troppo bassa. C'era un Pertuso nella zona più alta dello specchio, non sfruttato da Cardelli, che fa tutto bene, taglia e conclude. Marchetti per Olivieri, filtrante di Olivieri sporcato, controlla al di sopra dell'1,50 Carrieri e sarà rimessa di seconda per il roller Salerno. Si fatica tantissimo a trovare la via della rete, molte occasioni ma mai la zampata decisiva, e troppi tiri telefonati, un po' di sfortuna, ma ci sono ancora 19 minuti e 18 secondi da giocare. La situazione falli vede a 5 falli la Pumas, a 4 falli gli avversari del roller Salerno. Partita ostica.
le occasioni ci sono state, ma non si è mai trovata il modo di concludere in modo decisivo e nella più angolata delle posizioni in porta. Manca qualcosa nella concretizzazione da parte dei ragazzi di Mirko Bertolucci questa sera. E a questo punto non è neanche tanto merito della zona del roller, perché comunque la Pumas è arrivata là davanti, è arrivata, ma ha mancato di precisione. Fontana Alfani lancia da distanza deviata, stoppa la pallina in qualche modo Marrazzo. Bigatti per Cardelli, cambia tutto per Marchetti sulla destra, poi in profondità per Bigatti. Ancora Marchetti nella prima metà pista, sfrutta il blocco, sta affilata la distanza al lato, recupera Fontana Alfani, apre per Ferrari sulla destra. Ferrari si invola ancora lungo la balaustra, poi decide di fermarsi e ragionare. Anzi, non è Ferrari, si trattava di Giudice, scusate, ho confuso i giocatori, era Giorgio Giudice. Cardelli, Bigatti, Cardelli si accentra, sfrutta il blocco, prosegue sulla sinistra, serve dopo il blocco Marchetti, non ci sono soluzioni, quindi retropassaggio per Cardelli a metà pista. Ora Marchetti sulla destra, in profondità per Bigatti, poi Marchetti, sta affilata, respinta da Ferrari che poi va tutto solo e decide di temporeggiare per trovare i compagni liberi, risale, perde la pallina, anzi la recupera, poi la perde ancora a favore di Marchetti, va a girare in retroporta Marchetti, protegge la pallina una mano contro Alfani, Carrieri sulla sinistra, poi Marchetti in posizione centrale, apre per Cardelli, serve in profondità Bigatti, poi ancora Cardelli, sfrutta il blocco, poi rinuncia al tiro, pochi varchi liberi. Bigatti per Carrieri, Marchetti, ancora porta il blocco Cardelli, lo sfrutta e poi c'è un aggancio di Ferrari ai danni di Marchetti, che era riuscito a mantenersi insieme, ma comunque aveva subito l'arpionatura di Ferrari, da parte di Ferrari. Ci sarà dunque un'occasione per sbloccare un'ennesima, per sbloccare il risultato, questa volta sulla stecca di Carrieri, dotato di un gancio ubriacante in queste situazioni. Speriamo lo metti a frutto nel migliore dei modi. Si sistema intanto ancora l'attrezzatura il portiere Marrazzo. Perde anche un po' di tempo per spezzare la tensione. Quasi tutto pronto. Carrieri sistema la pallina sul dischetto. Avanza Carrieri. Gancio contro gancio e tiro dalla parte della stecca impeccabile. Esecuzione da manuale. Gancio e tiro dalla parte della stecca, dove nulla può Marrazzo. Ed è l'1-0 a 17 minuti esatti dalla fine del match. Situazione falli 15 e 16. Situazione falli a 5 per parte. Ristabilita causa gol la parità numerica. Tanto Marchetti 3 contro 2, tiro di 20 cm al lato, aveva il buco, aveva il pertugio, non ha inquadrato lo specchio. Tanto Cardelli si accentra,
poi apre per Carrieri, ancora Cardelli dalla propria metà pista, sta affilata a cercare la deviazione di Carrieri che non aggancia. Tanto Giorgio Giudice sulla sponda commette fallo, c'era un blocco in movimento. Carrieri scarica per Bigatti che tira, la pallina si stampa sull'esterno della rete. Era un'occasione di superiorità numerica anche questa, ma la pallina è andata all'esterno dopo il dai e vai. Carrieri, retropassaggio a dare respiro alla manovra per Marchetti che gira tutto a Cardelli sulla destra, poi Carrieri ancora in profondità, si accentra, sfrutta il velo, poi scarica Carrieri, alza la testa Carrieri, guarda se ci sta un filtrante, non ci sta, raso terra a cercare le deviazioni di Bigatti, buona la soluzione, ma la pallina va al di fuori dello specchio. Tanto c'è un nuovo ingresso nelle file del Roller, si tratta di Durante con il numero 77, poi c'è un'ostruzione in movimento da parte di Esposito sanzionata dall'arbitro che costa l'8° fallo al Roller Salerno che si avvicina pericolosamente in zona bonus. Carrieri ha il varco e trova sul secondo palo la stecca di Bigatti, vedremo che assegnerà la rete al 19 Bigatti, quindi assist sul secondo palo magistrale di Carrieri e scelta di tempo ottimale sul secondo palo da parte di Bigatti. 16. E quindi un break importante per la Pumas che in pochi minuti è riuscita a raddoppiare. Fontanalfani, Esposito sulla destra, temporeggia all'angolo, subisce la pressione di Bigatti, poi risale con fatica, poi si lascia un po' cadere, un po' generoso questo fallo concesso. È il sesto, ad 8 falli invece il Roller. Giudice Esposito, serie di finte, inversione, poi ancora finta e nulla di fatto, riparte Cardelli, è 2 contro 1, è troppo arretrata il passaggio per Bigatti che forse si era spinto troppo in profondità, doveva rimanere più alto Bigatti, ci vuole maggior scelta di tempo negli inserimenti e questo è quello che un po' manca alla Pumas. Carrieri cambia tutto per Cardelli, ancora Carrieri a metà pista, apre per Marchetti che cerca in profondità e trova Bigatti, poi ancora Marchetti, sfrutta il blocco, tiro, deviazione e poi sulla ribattuta del portiere a volo con una spettacolare scelta di tempo Carrieri buca Marrazzo per il 3-0 a 14 minuti e 20 secondi dalla fine del match. In pochi minuti ribalta la situazione di parità e sblocca il risultato la Pumas con 3 reti in rapida successione. Decisivo in tutte queste reti Carrieri, sia per assist che per gol fatti. Giorgio Giudice esce dal retroporta, tira in taglio sarebbe già un'infrazione, pallina va alta. Carrieri serve Bigatti in profondità, poi risale su Cardelli. Cardelli in profondità per Carrieri, ancora Cardelli si accentra, sfrutta il blocco, poi scarica a Carrieri, ancora Cardelli dalla distanza, ribatte Marrazzo, riparte Fontanalfani col suo solito gioco a una mano,
poi azione personale e commette fallo in attacco, una sorta di sfondamento cestistico, ed è il nono, quindi ora pende veramente la spada di Damocle del 10° fallo sulla testa del roller Salerno a 13 minuti e 14, quindi ancora molti minuti da giocare. È plausibile pensare che andrà incontro a breve al 10° il roller. Cardelli sulla destra, in profondità per Carrieri, il varco, no, rinuncia, poi di sponda per Cardelli, Marchetti, Carrieri alza la testa, guarda se ci sta un filtrante, rigioca nella prima metà pista per Cardelli, Carrieri, poi subisce la staccata dell'avversario Barone, il numero 2 ne è entrato, e c'è un blu per Marchetti. Non sono riuscito a vedere per atterramento su Durante. Fortunatamente la Puma si trova in questa situazione a distanza di sicurezza, diciamo, da roller, sebbene, come tutti sappiamo, l'hockey ci abitua anche a rimonte fulmine, quindi 12 minuti e 44 secondi, 3-0 sono un'eternità. Quindi numero 67 Giorgio Giudice sulla battuta. Avanza Giudice, serie di finte, poi alza la pallina e devia con il casco o con il corpo, non sono riuscito a vedere bene i Mechini. Ci sarà dunque un power play per il roller Salerno. Barone in possesso della pallina in posizione bassa, sbaglia l'appoggio al compagno e antigioco, costringe all'antigioco i propri compagni. Barone sulla battuta Cardelli dal vertice basso dell'area di rigore avversaria. Pesavento sulla battuta. Pesavento per Bigatti, vedremo come cercherà di eludere questa superiorità numerica la Pumas. Bigatti, ancora Pesavento, pressato alla balaustra, ancora per Bigatti e disimpegna bene ancora la Pumas. Questi serie di passaggi gestiti tutti nel retroporta, poi si impossessa della pallina Giudice, Giorgio Giudice, giravolta e tiro in girata, bellissimo, però di molto al lato. Barone per Giuseppe Giudice, Giorgio in posizione centrale, serve il fratello in profondità, in posizione bassa, poi si incrocia con Barone e Giudice, serve Durante che perde la pallina. Pesavento poi, Cardelli sbaglia l'appoggio Pesavento e Barone riesce a impossessarsi della pallina, serve Giorgio Giudice, Durante per Giuseppe Giudice sulla destra, Giuseppe, poi Barone, anzi no, Durante, scusate, Giorgio Giudice, tiro da distanza, un buon disimpegno, una buona triangolazione che ha smarcato da posizione centrale Giorgio Giudice. Buona la risposta di Thomas Mechini in questa occasione. Ancora Giorgio Giudice per Giuseppe, cambia tutto per Durante, tiro deviato, Barone all'angolo intanto, ancora Durante sulla balaustra destra, si abbassa Durante, risale con questo passaggio per Barone che controlla male, poi serve Giudice, poi c'è questo tiro lob a servire il fratello Giorgio che non è riuscito ad agganciare. Tanto Durante nella prima metà pista di sponda anticipa Bigatti, Pesavento decise di ragionare, serve Cardelli, ancora Pesavento, ristabilita la parità numerica con l'ingresso di Pezzini.
quindi Pumas che passa indenne questo power play e si mantiene sul 3-0. Giudice Pesavento, scusate, Cardelli sulla destra, ancora Pesavento, Cardelli, dialogo a 2, 10 secondi alla fine del possesso. Cardelli cerca il tiro, lo trova, tiro deviato, Pezzini si trova sulla linea di rimbalzo, poi riparte la Puma e il roller con Giorgio Giudice che addomestica la pallina e disimpegna per il fratello sulla destra, percussione di Giuseppe, tiro in diagonale di volta al lato, riparte con Bigatti la Puma, Pesavento, c'è Cardelli in taglio ma decide di ragionare Pesavento, poi ancora Cardelli sulla destra, Bigatti in posizione bassa, sostituzione di Bigatti con Oscar Mora, Pesavento, Pezzini, Cardelli sulla destra, Mora in posizione bassa in fondo alla balaustra, di sponda per Cardelli, poi ancora Mora, a spazio, finta di tiro, bisogna concludere, mancano 5 secondi, sta affilata dalla distanza, poi la pallina rimane sulla stecca di Pezzini che perde l'attimo, è cambiato comunque il possesso, Cardelli, Pezzini, perde l'attimo per il tiro, ancora Pezzini, in profondità per Pesavento, Mora, Pezzini si accentra, scambia con Cardelli, poi apre per Pesavento, ora Pezzini, apertura per Pesavento nuovamente, Pesavento cerca di andare alla conclusione, serve Pezzini, tutto solo che perde l'attimo per il tiro, neanche far rimbalzare la pallina su Marrazzo, sarebbe stato opportuno, poi percussione e tiro deviato di Giudice, di Giorgio Giudice, a 8 minuti e 4 secondi alla fine del match, situazione falli, vede ancora a 9 il Roller Salerno, a 6 la Pumas, cambio del portiere, intanto entra Melillo al posto di Marrazzo, vuole concedere qualche minuto anche al più giovane Melillo, Giuseppe Giudice, poi di sponda Giorgio per il fratello Giuseppe, Barone fa possesso e scarica per Giorgio, poi commette fallo su Mora Giudice, ed è il 10º, e il 10º fallo un po' in attacco, un po' ingenuo da parte di Giudice che era sul nono, non si è reso conto della situazione falli probabilmente, altrimenti non sarebbe andato a cercare quel contatto. Pesavento sulla battuta, uno specialista anche egli, la possibilità del poker sulla stecca di Pesavento, avanza, serie di finte e poi pallina deviata con il gambale, sembrava un buco molto grande che non è riuscito a sfruttare completamente Pesavento. Mora, Cardelli porta il blocco ma Mora non lo sfrutta, scarica per Pesavento, Mora intanto sulla sinistra, alza la testa, finta di tiro in profondità per Pezzini, ancora Mora che cambia tutto per Pesavento sulla destra, profondità per Cardelli, Mora, serie di finte e poi tiro ottimo, il tiro altrettanto ottima la risposta del non entrato Melillo che si fa subito trovare pronto. Cardelli per Mora, ancora Cardelli per Mora, guarda se ci sta un diagonale ma poi serve nella propria metà pista Cardelli. Pesavento in posizione bassa, serve ancora Mora che si accentra, sfrutta il velo di Cardelli, poi scarica su Cardelli in pick and roll ma è debole il tiro dello stesso Cardelli, tanto Pesavento
Cardelli per Pesavento in profondità, poi ancora di sponda per Cardelli, sempre un fraseggio a 2 con Pesavento a cercare di stanare la zona del roller, filtrante di Pesavento per Mora che perde l'attimo del tiro, poi Cardelli per Pesavento che ha schierato sulla destra ora. Mora, c'è il tiro di Mora violentissimo, diagonale, non aveva nessuno davanti a sé, era un po' sguarnita la difesa del roller in questa occasione e si è vista arrivare all'ultimo un missile Melillo sul set opposto e su cui nulla ha potuto per il 4-0 della Pumas a 5 minuti e 42 secondi dalla fine della partita. Quindi 3 contro 2 che sfuma, poi Pezzini, Cardelli per Mora, Mora in profondità, in posizione bassa, gioca di sponda per Cardelli, ancora Mora, taglia la pista con questo passaggio a Pezzini che non riesce ad andare al tiro, sembrava potesse fare qualcosa di meglio da quella posizione Pezzini, aveva fatto tutto bene, triangolazione vincente, poi ha perso un po' l'attimo Pezzini. Giorgio Giudice per il fratello nella propria metappista, il fratello Giuseppe, poi cerca un forzi in Giuseppe, interdice la sua azione Pesavento, Cardelli, Pezzini che cerca di servire dalla parte opposta Mora, filtrante sporcato dalla difesa salernitana, era una buona triangolazione. Marchetti, no, Cardelli scusate, Mora, serie di finte, retropassaggio a dare respiro alla manovra per Pesavento, poi in profondità per Pezzini in posizione bassa, Pezzini con un lob serve Cardelli, poi ancora Pezzini che perde la pallina sul limite dei 45, raso terra di Giudice, respinge Mecchini, poi Mora, Cardelli, cambia tutto per Pezzini, temporeggia Pezzini e serve dalla parte opposta lo stesso Cardelli, poi Mora in posizione bassa all'angolo, non ha interesse a questo punto a forzare troppo l'azione offensiva la Pumas, dovranno essere i giocatori del roller a alzare un po' il baricentro e cercare di recuperare la pallina per tentare un recupero che ormai si fa sempre più difficile a 3 minuti e 29 secondi dalla fine del match, sotto di 4-0. Finta, blocco irregolare di Pesavento, settimo fallo, sono stati ben 4 di questi falli i blocchi irregolari, quindi bisogna registrare qualcosa di più, mettere un po' più attenzione quando si porta il blocco. Tanto Giorgio Giudice va a rintanarsi all'angolo, recupera la pallina Carrieri, 3 contro 2, Carrieri ha il tiro e raso terra precisissimo e imprendibile che batte Melillo sul secondo palo per il 5-0 a 3 minuti e 4 secondi alla fine del match. Molto preciso Carrieri, sempre sa dove piazzare la pallina, non tira mai a caso. Sulla ribattuta da centropista Barone, tanto c'è un cambio del portiere anche fra le file della Puma, entra Dal Torrione, giustamente si vuole concedere una passerella sicuramente meritata anche a Dal Torrione, sempre presente e partecipe nell'incitare i compagni.
Si sistema intanto l'attrezzatura Melillo. Barone, Giorgio Giudice, sfrutta il blocco, si invola sulla destra, ragiona, poi serve nel retroporta lo stesso Barone che alza la testa, cerca i compagni liberi, non ve ne sono, risale, smarca con questo passaggio Durante, poi Giorgio per il fratello Giuseppe dalla parte opposta, si invola sulla destra, va in forcing, subisce l'interdizione intanto di Pesavento che va in 2 contro 1 con Mora. Mora beffa, se non ero con un raso terra, Melillo in contropiede per il 6-0, un fiume in piena in questi ultimi 10 minuti la Pumas, che dopo aver sbloccato il risultato ha ritrovato fiducia in se stessa, forse anche c'è stato anche un po' un momento di scoraggiamento da parte del Roller Salerno, che ha decisamente allargato un po' le maglie difensive in questi ultimi minuti. Mora per Cardelli. Mora sbaglia il passaggio, Giorgio intuisce tutto, Giudice cerca un alza e schiaccia che non viene, poi sulla ribattuta lo stesso Barone va a carambolare sui gambali di Daltorione con la sua conclusione. Pesavento sulla destra, Carrieri alza la testa, Carrieri serve nel retroporta Mora, ancora Carrieri in posizione bassa, serve Pesavento, poi Cardelli per Carrieri, sfrutta il blocco Carrieri, poi serve il bloccante che gira tutto per Pesavento, che serve nel retroporta Mora. Ancora un dialogo a 2, Carrieri Mora. Cardelli, Carrieri. Carrieri di sponda per Cardelli, sfrutta il blocco Cardelli, ha il tiro, tiro deviato forse da Mora, forse l'ha deviato con la pallina anche. E forse è la pallina che ha sfiorato il gomito di Mora, o forse la stecca dell'avversario, non sono riuscito a individuare che tipo di contatto ci sia stato. Giudice esce dal proprio retroporta, si invola sulla destra, cerca l'azione personale con questo accompagnato su cui si fa trovare prontissimo con la distinzione al Torrione, poi 2 contro 2, la stecca di Carrieri viene bloccata dal difensore del Roller, ma non c'è nulla per l'arbitro. C'era una interdizione irregolare mentre Carrieri sta per caricare il tiro. Tra l'altro l'interdizione del tiro costa, è valevole, è passibile di blu. L'aggancio della stecca davanti alla del 2. Ma tant'è, sono già 6 reti a porre le distanze con un Roller che è rimasto a 0 e la sirena dice che può chiudersi qua questo Roller Salerno, per Pumas Ancora Roller Salerno, valevole per la 12ª giornata del campionato di Serie A2 Girone B. 6-0, risultato netto, guadagnato tutto negli ultimi 12 minuti finali, o l'ultimo quarto d'ora più o meno, dei ragazzi di Mirko Bertolucci, che hanno preso le misure all'avversario e dopo la prima rete non si sono più fermati. Tanto i saluti di rito, quindi prestazione comunque soprattutto nel secondo tempo positiva, anche quella di quest'oggi, dopo la grande partita con la testa di serie rotellistica Camaiore. Un'altra conferma per Mirko Bertolucci, se non nel primo tempo, nel secondo, in cui la Pumas ha disputato una partita tutto sommato ben gestita e portata sui giusti binari.
Quindi gli ultimi saluti di rito, giocatori schierati a centropista per salutare i propri tifosi accorsi questa sera al Dorando Petri. Possiamo dunque procedere ai saluti. Io sono Paolo Lazzarini, alla regia Luis Carrieri. Ci risentiamo per la prossima partita casalinga della Pumas Ancora. Buon hockey a tutti!